Mister, seconda vittoria di fila, tornate a vincere in casa con un bel 3-0. Che sensazioni le lascia questa partita? Ma una sensazione che doveva andare continuità alla bella vittoria di Ravenna e oggi dovevamo ritornare alla vittoria in casa e sono soddisfatto perché le ragazze hanno fatto tutto quello che abbiamo provato in settimana e dobbiamo continuare così. C'era un po' il rischio, dato che arrivavate da una bella vittoria e comunque la Freedom è terzultima in classifica, di sottovalutare questa partita? Ma c'è sempre il rischio, ma durante la settimana si sono allenate bene con la convinzione e la determinazione giusta per non sottovalutare l'avversario. E quando rispetti l'avversario dai sempre il massimo. Al di là dei due gol di Bargi, oggi abbiamo visto un grandissimo assist di Parodi che non riesce spesso a trovare spazio da titolare, ma quando subentra fa sempre bene e l'assist di oggi è una dimostrazione. Sì, Giulia è una professionista vera e ha poco spazio quest'anno, però quando entra sempre bene, si allena benissimo durante la settimana, meritava anche il gol oggi, sono veramente contento di Giulia. Adesso l'ultima del girone d'andata contro la Res Roma, che partita si aspetta? Ma è una partita delicata perché una squadra è una neopromossa, stanno facendo bene in questo campionato e dobbiamo affrontarla con il piglio giusto e questa è la mentalità che comunque dobbiamo avere con tutte le squadre indipendentemente dalla classifica che hanno. Giorgia, dopo la vittoria sul campo del Ravenna, oggi arriva un'altra vittoria importante. Che partita è stata? Quali sono le tue sensazioni? Allora, sicuramente non era una partita semplice, non era una partita da sottovalutare, visto l'avversario, comunque molto strutturato, ha fisicità, sono molto aggressive. La nostra mentalità di oggi è stata giusta, essere subito alte dall'inizio, poi forse ci siamo sbilanciati un pochino, però siamo riuscite a portare la partita a nostro favore e era quello che dovevamo dare una svolta dopo le sconfitte, dopo Ravenna bisognava dare continuità e oggi ci siamo riuscite. Ecco, oggi sei partita dall'inizio, hai trovato il gol del 2-0, ci racconti un po' com'è andata perché è stata un'azione un po' È confusa. stata confusa, la palla è rimasta in aria e sono stata svelta a dare la conclusione a rete, tra un po' esce, però diciamo che è stata una bella azione di squadra, corale, di pressione sull'avversario e quello che ci chiedeva il mister in settimana. Ecco, rispetto al solito, oggi hai giocato con due compagni che non hanno trovato tanto titolarità in questo inizio di campionato. Come ti sei trovata banalmente? No, no, ci troviamo tutte molto bene l'una con l'altra. È vero, magari non hanno avuto tanto minutaggio nella prima parte del campionato, ma sono sempre state a disposizione della squadra, danno sempre il massimo negli allenamenti e sono quelle che ci trascinano tutte a dare sempre di più e sono sempre pronte per giocare dal primo o a subentrare durante la partita.